Amici bellini, voi perdonerete il ritardo perché comunque mi prendo i miei tempi così e perdonerete anche la Miss, ma tanto lo sappiamo, siamo tutti tifosi del Toronto, del Bari e anche un po' del New York. Questo però, attenzione a non fare difficoltà e confusione, cominciamo. Allora, visto che aspettate un pochino, notizie, mica vi posso dire Fabian forse non rinnova, forse rinnova, che parlo? Però anche di mercato si può parlare. Prima di tutto Goldrakes, benvenuto come tutti i nuovi iscritti. Scusatemi, riprenderò a rispondere anche ai vostri commenti sui video, lo cercherò di fare già da subito con più costanza, però non arrivano i like. Se non arrivano i like sul video io poi non posso rispondere perché YouTube blocca i miei commenti. Però con i like è meglio per una questione di algoritmi, quindi lasciate un like per i rumors che sono a volte rumors di calciomercato, perché si deve parlare, che questa è una squadra che non si capisce l'anno prossimo, anzi sono molto in difficoltà veramente, perché vi vorrei dare almeno una struttura sicura. Parlare poi di calciomercato, dice se ne vanno questi 5 qua, questi però restano, al momento non lo sappiamo, quindi sarà complicata. Vi rinnovo l'appuntamento stasera, il mercoledì è ovviamente pazzesco, è come se fosse un martedì, perché diamo i numeri sul Caffè Napoli TV, quindi non mancate, sapete dove trovarci. E poi dovrei passare anche per Radio Kiss Kiss, quindi tenete sempre le antenne dritte, sul canale Telegram trovate tutti i link eccetera eccetera. Ma la notizia che tiene banco oggi, al di là della questione di ADL, non si capiva. La prima notizia era che era l'unico che mancava a questa riunione di Lega che aveva mandato Chiavelli. Poi arriva invece un video dove ADL sta entrando in queste stanze e c'è un tifoso della Juventus che gli chiede una fotografia e lui risponde: no, figliolo, io non sono della Juve, vai, sciò. Io vi devo dire una cosa, la cosa mi dà fastidio, un peccato. Proprio in questi giorni parlavamo della cortesia, della bellezza di certe figure che vanno al di là dei colori, no? Se pensi a uno Zanetti, faccio un esempio assurdo che non mi viene in mente, chissà perché mi viene in mente Zanetti. Tu tifoso del Napoli, una foto con Zanetti te la fai, forse non con Nedved è un po' più antipatico, ma con Maldini, ve lo chiedo nei commenti, ve la fareste una foto con Maldini? Una foto con Del Piero, ve la fareste? Sì. E vedi, arrivano i vari cose di Telegram. Può essere anche che in quella fase il bambino sta semplicemente lì perché arrivano personaggi famosi del calcio. Lui è un appassionato di calcio, è tifoso della Juve e si sarebbe fatto volentieri anche una foto con De Laurenti. Può essere pure che a maschera non l'aveva manco riconosciuto e gli ha chiesto la foto così. Però vi dico una cosa, e mi facevano ragionare anche ragionando con gli amici abbonati, l'avrei difeso solo io ad ADL se avesse fatto quella fotografia, perché si sarebbero scatenati i putiferi. Allora Juventino, ti fai la fotografia con Juventino, come ti permetti? Mentre il Napoli chiedi, non fai fare gli autografi se la maglia non è originale di quest'anno, che è vero, tra l'altro. Però io l'avrei difeso, credetemi, l'avrei difeso in questo caso, perché sono bambini, perché noi dobbiamo capire che la nostra mentalità di tifosi accaniti non è detto che sia la legge, non è detto che sia così. E tu De Laurentiis devi anche capire che il tifoso del Napoli è variegato, è diverso, la pensa diversamente. Nessuno di noi può dire noi tifosi la pensiamo così al 100%, abbiamo diverse opinioni e quindi ci saranno anche i tifosi che vanno allo stadio perché sono vessati dalle amanti, o le tifose sono vessate dagli amanti maschi, perché può essere anche quello. Però ci sono anche tifosi che magari sono più rilassati, che guardano le cose. Io ieri, vedi, io indosso la maglia dei New York Red Bull, ma è un altro paio di maniche, perché non si deve confondere la notizia della Red Bird, l'uccello, perché poi la Red Bull che sono tori ti mette le ali, invece questa è la Red Bird con le ali veramente, e si fa il discorso così.
Ma non è detto, caro presidente, che tutti quanti stanno accaniti così. Può essere pure che quello si voleva fare una fotografia e hai reso un bambino, se vedete la faccia nel video, il bambino ci resta male. Capita spesso, sono brutte immagini quando vedi un bambino che magari acchiappi a Ronaldo in un momento in cui lui sta, il discorso quando gli ha spaccato il cellulare, quel bambini ci rimangono male, sono semi-traumi che insomma ti porti appresso. Il ricordo di quel bambino sarà: mamma mia, De Laurentiis, che brutta impressione che mi ha fatto Sciosciò. E quindi io avrei accettato e avrei difeso un De Laurentiis che si fa la fotografia col bambino, ma lo capisco, perché siamo arrivati al punto dove qualsiasi cosa fa lui non sa se fa una cosa buona o no, e secondo me nella sua testa in quel momento lui ha detto pure: sto facendo una cosa che ai tifosi del Napoli piacerà, non faccio la Sciosciò al bambino della Juve. Io l'avrei difeso perché sto proprio in un'altra fase. Ieri mi sono guardato un documentario, la prendo a braccio, mi sono guardato il documentario Take the Ball, Pass the Ball, un documentario su Barcellona, si parla del Barcellona di Guardiola. Mas, che è un club, più di un club, secondo me noi del Napoli avremmo potuto sviluppare quella narrativa lì, ancora di più del Barcellona forse, però qualche cosa devi vincere, perché altrimenti noi, per esempio, si parla sempre di Vinicius, non ha vinto, però si parla, ma ne parliamo solo noi. Nel mondo si parla di Cruyff, si parla di Sacchi e si parla di Guardiola. Di Sarri ne parleremo solo noi e nel mondo non se ne parlerà perché non abbiamo vinto niente. Allora tu qualcosa devi provare almeno a vincerla per poter creare questa narrativa e creare un mito intorno a te. E si vede in quel documentario che essere tifosi del Barcellona ti dà un orgoglio, perché c'è una filosofia, perché si prendono dei rischi, perché si parte dai bambini, perché chiami Cruyff e gli dai in mano le chiavi della filosofia del club, si fa così, decido io. Questa è una cosa che secondo me manca più della vittoria, la scelta di una filosofia. Sono combattutissimo, perché io credo che il Napoli comunque non possa nel calcio moderno competere perché per una vittoria finale nei nostri campionati, però si possono fare delle cose belle in Europa, si può crescere come brand, come marchio, e magari avere una filosofia. Io oggi ho detto questo: chiama Bielsa e fai una cosa strana, intanto non vincimo lo stesso, ma almeno vediamo una cosa strana. Non si può fare, certo non si può fare probabilmente con questa società, perché la società ci sta dimostrando negli anni di avere un'idea ben precisa di galleggiamento, che può fare anche piacere stare sempre lì a lottare per quel quarto posto, ogni tanto lotti di più perché le altre vengono meno, fa anche piacere. Io in questo momento sono pronto a ricominciare da zero, e il paragone che mi dovete passare, anche se disomogeneo, è un po' il paragone della mia vita, perché io quando a Napoli che suonavo, e suonavo anche parecchio, non ho visto più prospettiva, non ho visto più margine di crescita. Ho salutato e ho detto: io me ne vado a New York, dove dovevo ricominciare da zero, senza possibilità, da zero, senza conoscere nessuno, da zero. E adesso, onestamente, dopo inizi difficili, mi sento di poter essere felice di quello che sto facendo, con prospettiva di crescere. Sono già in una posizione migliore di quella che avevo a Napoli, con prospettiva di diventare ancora più grande. Sono pronto con il Napoli, sono pronto di rischiare anche di ricominciare da zero, cioè di fare la Serie A insieme alla Sampdoria, al Torino, al Sassuolo, con se ci fosse però la prospettiva di crescere. Chissà se la Red Bird ti dà questa prospettiva di crescere. Questo è un articolo che, per esempio, quando se ne parlava per il Milan, dato che adesso è uscita questo rumor, questa idea dell'avvocato Firmanò che dice se non si prendono più il Milan, perché adesso c'è concorrenza nell'acquisto del fondo del Milan, questa Red Bird potrebbe poi fiondarsi sul Napoli. Se il Milan vale 1,1 miliardi, quello che vale, il Napoli ne vale 600, secondo me meno di 600, secondo me intorno ai 350, 400, ma non sono un matematico quindi non lo so, però Milan ha la storia, le Champions eccetera eccetera, e quindi già il doppio del Napoli. Se ci aggiungi anche, solo come brand, se ci aggiungi anche le strutture che il Napoli non ha, ecco che secondo me deve abbassare, deve essere un pochino meno della metà. Però lasciando perdere chi sarebbero questi Redbird, perché se poi dovesse arrivare, se dovesse concretizzare, noi aspettiamo sempre Bezos. Però per farvi capire chi sono e se potrebbe essere effettivamente una cosa redditizia per il Napoli, tutto quello che c'è da sapere. E questo è un articolo che riguardava quando se ne parlava per il Milan, ma non cambia niente perché di 5 giorni fa, il fondo di investimento di Jerry
Jerry Cardinale, il famosissimo Jerry Cardinale. Tiene uno zio che tifava per il Napoli. No, non se ne parla di questa cosa qua. Quello è Bezos. Ma insomma, la Redbird Capital, ex socio di Goldman Sachs, eccetera, eccetera, fondo di investimento privato focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita, con capitale flessibile e a lungo termine, in collaborazione con la nostra rete di imprenditori e family office. Quindi, insomma, gente che investe e che deve rientrare nell'investimento. Non sono tifosi di calcio, se ne fregano assai. Ricordiamoci sempre questa cosa qua: i Moratti non esistono più, i Berlusconi non esistono più, i Ferlaino non esistono più. Facciamoci entrare nelle chiocche che questi qua investono per rientrare. Allora è più facile molto spesso investire su una che comincia da zero, anche indebitata, meno, perché fai il programma, tutto il business plan, una volta che ripiani i debiti puoi ricominciare, altrimenti non conviene, le cose con i conti a posto non conviene. Si insiste a dire, eccetera, eccetera. Oggi gestisce 4,5 miliardi di dollari di capitale, quindi i soldi per rinnovare Mertens uscirebbero, sotto questo punto di vista non c'è problema. Non si limita a un settore, questa è una cosa interessante da vedere. Il patrimonio l'abbiamo capito, gli investimenti, per esempio, loro hanno investito le cose più importanti su cui hanno investito sono il Tolosa, che ha acquistato, di cui ha acquistato l'85% nel 2020 dopo la promozione in Ligue 1. Poi c'è la Fenway Sport Group, il gruppo proprietario del Liverpool, della squadra di baseball dei Boston Red Sox e del New England, eccetera eccetera, quota pari a il 10% di questi qua. Non è che sono i proprietari del Liverpool, hanno il 10% del Liverpool. Poi gli Yankee, altra roba di sport, l'India Dream Sport che organizza il cricket, eccetera eccetera. E poi hanno fondato anche la Red Bull, no Red Bull, la Red Bull, per stimolare un accordo con SeatGeek per la vendita di biglietti online. Ecco, vedi che qua si ritorna tutto il discorso della Vision e lo stadio virtuale. Alle volte siamo 160 milioni, alle volte siamo 80. Questo non lo sappiamo. Quindi questi sono i rumor. Io che vi dico, è fatta, il Napoli verrà comprato da questa qua? Non credo proprio. Vi ho detto semplicemente chi sono, perché magari poteva arrivarvi una curiosità, eccetera eccetera. Questi qua potrebbero, per quelli che sono gli investimenti, tranquillamente a occhi chiusi pigliarsi il Napoli. Lo vogliono fare? Non lo so. Prendersi il Milan ha un senso per una serie di motivazioni, perché Milano è sempre comunque una capitale europea di industriale per la moda, eccetera eccetera, per tutta una serie di cose. Questi non si occupano solo di calcio, si occupano di tante altre cose. Napoli con tutte le sue problematiche, abbiamo capito, però dobbiamo sempre vedere una cosa che è importante, che è più importante delle altre. De Laurentiis vuole vendere, perché siamo sempre lì. Secondo me, ed è solo una mia sensazione e un'ipotesi, De Laurentiis, se può scegliere, vende il Bari. L'ha detto, è una sensazione, ma lui l'ha detto proprio. Vende il Bari e si tiene il Napoli, perché almeno il Napoli garantisce un pochino più di introiti sia per la Filmauro, sia per la Legacy, per la sua famiglia. Con il Bari è un po' più complicato, ma ha detto che il Bari mo è l'8ª squadra d'Italia e quindi può essere pure che crescerà col Bari se dovessero arrivare queste offerte. Ma io credo che queste offerte non arrivino, perché sono tanti anni che potrebbero fare, a meno che poi può cambiare tutto. Stanno capendo questi fondi che sul calcio si può ancora investire, che c'è ancora modo di milcare e di fare soldi sopra. Potrebbe essere che anche il Napoli rientra in questa cosa qua. Per ora noi registriamo che hanno preferito comprare il Siena, il Genoa, il Parma, la Roma, l'Inter, tutte queste altre squadre. Il Napoli mi è sembrato sempre l'ultimo, perché non è appetibile o perché non è mai stata in vendita. A voi l'ardua sentenza. Da New York, Red Bull New York, Valerio Fluido è tutto, seguite tutte le cose, che poi su Fabian poi ne parliamo, perché Fabian, ma mica solo Fabian, e Zielinski e Turrini. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.